Decidele a tutti, benvenuti a Tibet This Week. Diamo prima un'occhiata ai titoli delle notizie principali di questa settimana. Sua Santità il Dalai Lama esorta a prestare attenzione alla lingua tibetana. Tibet e Siria, i paesi meno liberi al mondo. Rapporto Freedom House 2021. Tibetani in Arunachal Pradesh si congratulano con Sikyon Dr. Lobsang Sengye. Gli esperti evidenziano le gravi violazioni dei diritti umani della Cina in Tibet. Il Dipartimento delle Finanze esorta i tibetani del Nord America a registrarsi per Charter Online. Il Dipartimento dell'Istruzione convoca l'8ª conferenza annuale del Consiglio dell'Educazione e Comitato Consultativo. Mentre si rivolgeva al pubblico virtuale durante i suoi insegnamenti nel giorno di luna piena del grande festa della preghiera, Sua Santità il Dalai Lama sabato scorso ha fatto appello ai tibetani in tutte le parti del mondo prestino attenzione alla lingua tibetana. 드리께서 안데 계기로 조치하는 시기 아니 안데 개미 공제 상로 부수도 이것도 저기 비배 배배계 일이 준비기 봐 지금 매버서 드리고 상로 땡것도 와 저다 드리시기 나당 와리야 아주 배배 계일이야 저한테 그 자신만 현지즈 믹스가 통하시죠 아등에디 가서리 텔레비전 나올지 통용기 아또 슬림비 라우다즈 제디 부시주다 비일로게 너무들이 요마래 진짜 돈은 사바실래샤 디시라야고도 차조다 그 저것은 용서로 그다 깨게당 마다마다 요래 모두 참을로 배배 아니 이 거래 돈은 저되게 요인데 그 저것은 L'insegnamento virtuale è stato richiesto dalla Ladakh Semkye Association, Ganden Chirimboche, Abbati Es Abbati Tulku e molti altri hanno assistito all'insegnamento. Tibet e la Siria sono elencati i paesi meno liberi al mondo nel 2020, secondo l'ultimo rapporto sulla libertà nel mondo di Freedom House. Secondo il rapporto Freedom in the World del 2021, il Tibet ha ottenuto solo 1 punto su 100 nelle classifiche globali di libertà, come accade da ormai ultimi 6 anni. Al Tibet è stato dato la valutazione peggiore per anni e aveva ricevuto 1 come punteggio complessivo, collocandosi tra le classifiche meno libere dal 2015. La classifica del 2021 segna un cambiamento significativo poiché il Tibet è ora in parità con la Siria come il paese meno libero al mondo, in termini di libertà. Il Tibet ha segnato -2 su 40 per i diritti politici e 3 su 60, ricevendo un punteggio aggregato di 1 su 100. Tibetani negli insediamenti Mian Chepeling e Tezu Tharkeling del Arunachal Pradesh ha organizzato un grande ricevimento in onore del presidente della CTA Sikyon Dr. Lobsang Sengye sulla visita agli insediamenti tibetani nel nord-est dell'India. La signora Louis Shibba dell'ufficio distrettuale Tezu ha salutato Sikyon alla cerimonia di ricevimento e gli ha presentato un souvenir come segno di apprezzamento sabato scorso. Durante la sua visita a Shillong lunedì di questa settimana, il dottor Lobsang Sengye ha rilasciato un'intervista a Shillong Times che è stato pubblicato sotto il titolo "Per capire la Cina prima capite il Tibet". Sikyon ha anche incontrato Somya Dev Datta, convener regionale di Assam e Meghalaya Tibet Support Group, e insieme si sono rivolti alla stampa locale su questioni riguardanti il Tibet, conflitto indo-tibetano e disegno di legge Tibet Policy and Support Act, avendo quasi completato il suo mandato di 10 anni come capo politico eletto dei tibetani. Sikyon Dr. Lobsang Sengye ha intrapreso un viaggio di addio negli insediamenti tibetani nel nord-est, nel Sikkim e nello stato orientale del Bangla occidentale. Parallelamente alla 46ª sessione in corso del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, il Tibet Bureau di Ginevra ha ospitato un evento virtuale collaterale
per discutere la situazione dei diritti umani in Tibet occupato dalla Cina, questo lunedì. La discussione ha riguardato questioni come le politiche e i programmi cinesi volti a distruggere la cultura tibetana, identità, credenze religiose e come i tibetani sono sottoposti a formazione professionale in stile militare ed è stato anche evidenziato il caso di Kunchok Jinpa, il tibetano condannato a 21 anni per aver condiviso informazioni sulla protesta nella sua città natale con i media tibetani fuori dal Tibet, il che mostra solo come la Cina stia dando il meglio per prevenire la divulgazione di informazioni. L'evento virtuale ha visto la partecipazione di 3 relatori: Dr. Adrian Zenz, Senior Research Fellow in China Studies presso la Victims of Communism Memorial Foundation, Kate Saunders, autrice, scrittrice e specialista del Tibet, e Tilly Chuki, incaricata speciale per i diritti umani, Ufficio del Tibet Ginevra. L'evento è stato moderato da Calden Somo, funzionaria per l'Advocacy delle Nazioni Unite presso il Tibet Bureau Ginevra. Il Dipartimento delle Finanze dell'amministrazione centrale tibetana ha chiesto a tutti i tibetani del Nord America di compilare il modulo Google. Per registrarsi a Charter Online, account Gmail per la registrazione è obbligatoria. Lo scopo di questo modulo Google è garantire una mappatura tra il tuo ID, email, data di nascita e numero Green Book. Il Dipartimento delle Finanze ha ricevuto circa 400 indirizzi Gmail finora e ulteriormente richiede a ogni tibetano del Nord America di inviare i propri indirizzi Gmail attraverso il modulo Google per garantire l'efficienza del contributo online di Charter. Il progetto sarà lanciato inizialmente in Nord America e basato sull'efficacia dell'iniziativa pilota, espanderà gradualmente la sua portata ad altre regioni. L'ottava conferenza annuale del Consiglio dell'Istruzione e del Comitato Consultativo al Segretariato Kasha è stata convocata questo lunedì. Il Presidente del Consiglio per l'Istruzione, Geshe Laktor, ha sottolineato l'importanza degli ordini del giorno, come le regole riguardanti la selezione degli educatori e facilitazione dello sviluppo di aree non accademiche come le arti dello spettacolo, lo sport, l'arte e l'artigianato per coltivare talenti in diverse aree per promuovere l'educazione olistica. Ha elogiato i principi della politica educativa sottolineando la loro attuazione. Kalun dell'istruzione, la dottoressa Pema Yangche, ha affermato che le politiche educative devono essere inquadrate dopo ricerca e valutazione e ha inoltre proposto l'istituzione di un comitato di ricerca all'interno del Dipartimento. Chöri Kalun, venerabile Karma Gyalek Yuthok, ha raccontato l'evoluzione del Consiglio dell'istruzione e della sua formazione sotto la guida di Kalen Chisur Samtok Rinpoche. Al suo ruolo ha cresciuto come ente autonomo oggi. Questo è tutto per questa settimana, vi ringrazio per essere stati con noi, ci vediamo la prossima settimana, arrivederci.